Ho gli incubi di notte, il timore che possano tornare, parla Alberto Biondo, il 33enne che domenica sera è stato colpito alla gamba con un colpo di pistola dai banditi entrati in casa a Cavallino Treporti per commettere una rapina. Una giornata di ricerche lungo il fiume Brenta nel territorio di Vigonza, un uomo si è tuffato nel fiume per sfuggire a un controllo della polizia stradale. 20ª rapina da inizio anno a Vicenza, vittima un uomo rapinato da una coppia dopo aver prelevato al bancomat. Scioccante vicenda a Este, marito e moglie disabile fermi in auto in centro, picchiati selvaggiamente da un uomo dopo aver suonato un colpo di clacson. Aiutateci a identificarlo. Il circolo di Fratelli d'Italia di Cadoneghe ringrazia il Veneto Fronte Skinhead per il sostegno alla manifestazione sulle foibe. Scoppia la polemica. Terzo mandato, giovedì il voto, l'emendamento leghista. Non sono io il problema, ha detto oggi Zaia, pronta a correre per le europee ma anche per la presidenza del Veneto, Elena Donazzan. A Jesolo al via il 28 febbraio il tour italiano del direttore d'orchestra Diego Basso che porta sul palco l'immortale musica dei Queen, ospite d'eccezione il chitarrista di Vasco Rossi. Ed è il tema proprio di queste ore, di questi giorni, l'assalto in abitazione a Cavallino Treporti. Domenica sera parla per la prima volta il 33enne che è stato vittima di questi rapinatori senza scrupoli. Come sapete si trova all'ospedale All'Angelo di Mestre. È riuscita a mettersi in contatto con lui, con Alberto Biondo, la nostra Ilaria Marchiori. Un po' di dolori alla gamba, ma nella norma, ecco. Mi hanno già tolto il drenaggio, quindi sembra abbastanza bene. Resta ricoverato in situazione stabile nell'ospedale di Mestre Alberto Biondo, il bodybuilder 33enne di Cavallino Treporti, cui domenica sera uno dei 3 banditi ha sparato alla gamba, dopo che erano entrati nell'abitazione di via Pordelio dove vive insieme a genitori e nonni. Dopo il primo intervento la sera stessa ce ne sarà un secondo. Dovrebbero spostarmi a San Donà e poi tra qualche giorno, non so quando, mi dovranno rioperare e dopo inizierà la riabilitazione. Alberto ricorda ogni istante. Avrebbe voluto fare di più, ma i banditi, che evidentemente non si aspettavano una sua reazione, nemmeno del papà Maurizio, l'hanno colpito subito. Non ho fatto ora pensare a niente, volevo solo buttarli giù dalle scale e basta. Ma purtroppo poi lui ha sparato subito, non so perché. Mi hanno messo KO subito, nel senso, io sono uscito io ero in bagno e ho sentito come un ribaltamento di tutto e pensavo forse stessero litigando i miei. Esco e mi trovo sti qua davanti, nel senso mio papà che sta spingendo questi e sto qua, io ero sul pianerottolo, lui era 2-3 gradini più giù e io dal primo istinto, lui aveva la pistola puntata, ma primo istinto ho fatto per tirargli gli ho tirato una pedata e su quel momento lui poi ha sparato e quindi ho perso subito la gamba e non sono più riuscito ad aiutare mio papà, ecco. Magari se il colpo non mi prendeva così che veniva su ma andava fuori dritto per dritto, magari riuscivo a stare un altro po' in piedi, ecco. Non ci ho più visto niente, sono andato via dritto. È che sono stato sfortunato che non l'ho preso giusto, perché se lo prendevo giusto secondo me non riusciva neanche a sparare. Il 33enne voleva proteggere la sua famiglia in ogni modo. Se il proiettile però avesse colpito l'arteria femorale poco più in là, lui non ce l'avrebbe fatta. L'unica roba che dicevano è fermi che se no vi sparo. Mi hanno battuto anche col calcio della pistola in testa. Nel male fortunatamente siamo ancora qua, perché se la pistolata, non so, andava più alta, ciao. Adesso comunque anche di notte mi rivedo sempre la scena, non è facile dormire. La paura ora resta. Il pensiero è che adesso magari quando ritorni a casa la sera al buio, non sai mai, vuoi sempre trovarti qualcuno, ecco, quello è il problema. Intanto si sta stringendo il cerchio intorno alle indagini. I banditi potrebbero avere le ore contate.
E c'è da registrare l'ennesima rapina anche a Vicenza, la 20ª da inizio anno. È stato spintonato e buttato a terra. Aveva appena prelevato dal bancomat di un istituto bancario di via Battaglione Framarin 50 euro quando due malviventi glieli hanno rubati scappando. Ma il malcapitato, senza perdersi d'animo, li ha seguiti fino a un'abitazione. Da lì ha chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti, arrivati sul posto, dopo aver ascoltato il racconto del derubato che ha fornito la descrizione dei due autori del fatto, hanno bussato alla porta dell'appartamento indicato senza ricevere alcuna risposta, malgrado si sentissero rumori provenire dall'interno. Solo dopo svariate insistenze una donna ha aperto agli agenti. È stata condotta presso gli uffici della questura. Nel frattempo il derubato, giunto agli uffici della questura per formalizzare la denuncia, ha riconosciuto la donna anche attraverso l'individuazione fotografica. Pertanto la donna, 46enne, cittadina ecuadoregna, è stata denunciata in stato di libertà per il reato di rapina. Lutto nel Padovano e non solo, lo possiamo vedere dal Gazzettino.it per la morte di Geremia Fontana, il 14enne che ha commosso il web. Era malato da 2 anni e amico di Vittorio Brumotti. È spirato oggi all'ospedale di Schiavonia nel Padovano. Appunto a riportarlo adesso sono le diverse testate online. Geremia era molto conosciuto non solo in Veneto. E rimaniamo nel Padovano, per la precisione a Vigonza, dove è stata una giornata di ricerche nel Brenta. Sono andate avanti tutto il giorno le ricerche di un uomo che ha tentato di sfuggire ad un controllo della polizia stradale tuffandosi nel Brenta alle prime ore di oggi. I vigili del fuoco hanno scandagliato per ore il tratto di fiume che si trova tra San Vito e il comune di Vigonza, dietro la zona industriale. Oltre alla barca con il sonar in dotazione ai pompieri padovani, sono stati utilizzati anche i gruppi cinofili, l'elicottero e i droni. Dell'uomo però non c'è ancora traccia. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una persona che ha tentato di sfuggire a un controllo della polizia stradale dopo essere stato sorpreso in atteggiamenti sospetti insieme ad un complice vicino ad un mezzo pesante fermo nella vicina zona industriale. Alla vista della pattuglia della polizia stradale, i due si sono dati alla fuga. Uno è scappato lungo l'argine che costeggia il Brenta, mentre l'altro ha cercato di raggiungere l'altra riva del fiume tuffandosi nell'acqua, scomparendo nel nulla. Per il momento non è ancora stato ritrovato nessuno. Da Vigonza a Este per la vicenda scioccante di 2 coniugi picchiati selvaggiamente all'incrocio per un colpo di clacson. C'era una macchina che da via Pescheria stava entrando e non poteva perché c'era la colonna. Mio marito gli ha suonato, questo ha capito, è tornato indietro, però il signore che avevamo nella macchina davanti è sceso e è venuto verso di noi e immediatamente, contemporaneamente, ha detto: che hai da suonare, che è domenica. Tutto in un attimo qui davanti all'istituto Attestino nel centro di Este, tra le auto incolonnate sotto gli occhi di tantissime persone, una violenza gratuita e inconcepibile che Paola Ciocchetta ha vissuto con il marito Mirko De Poli domenica pomeriggio. Gli ha subito sferrato un pugno all'orecchio, che è venuto giù un rivolo di sangue, e poi pugni, sberle a non finire, e per ultima gli ha preso, io continuavo a dire basta, basta, gli ha preso il viso con la mano, l'ha stretto fino a che è arrivato ad avere in mano soltanto il naso e gliel'ha attorcigliato, e al che io ho preso paura perché ho visto Mirko che ha fatto una smorfia di dolore e sono andata con la mano per allontanarlo. E lui mi ha preso la mano e il dito e me l'ha girato indietro. E in quel mentre Mirko si era un po' liberato, l'ha spinto fuori dalla macchina e il signore ha visto dietro la carrozzina che io uso per spostarmi e ha detto: ah, e hai pure una carrozzina, vergognati e va a casa handicappato. E prima di andare via ha dato un fortissimo pugno sulla testa a mio marito. Non ero preparato a questa cosa, è stato all'improvviso, tutto proprio in fretta. No?
Era una persona, se la ricorda, a qualche idea, aveva qualche accento? Un uomo sui cinquantina, briciolato, un po' di barbetta e aveva un giacca, parlava dialetto nostro. Sanguinanti, increduli, doloranti, Paola e Mirko se ne sono andati a casa, da dove hanno chiamato il 112 per poi recarsi in ospedale. Nessuna ferita grave, contusioni al naso e in testa per Mirko. Paola ha una distorsione al polso. Marito e moglie sono provatissimi. Le 3 figlie della coppia hanno raccontato tutto sui social. Paola e Mirko hanno sporto denuncia ai carabinieri. Hanno detto che si sarebbero interessati di visionare le telecamere e di risalire a chi ha compiuto questo atto. Io ho pensato subito alle mie nipoti, mio marito non voleva andare, avevo telefonato ai carabinieri, mio marito non voleva andare al pronto soccorso. Io ho detto no Mirko, dobbiamo pensare soprattutto ai nostri nipoti e a consegnare a loro in mano un mondo migliore. Rimaniamo sulle strade del Padovano a Borgo Veneto, ieri sera incidente mortale. Un malore fatale alla guida che lo ha fatto uscire di strada, abbattere un palo dell'illuminazione e finire contro un altro palo della luce. Non c'è stato nulla da fare per Andrea Finco, 56enne di Ponso, deceduto ieri sera mentre era alla guida della sua auto e stava percorrendo via Umberto I in località Santa Margherita d'Adige a Borgo Veneto. Nonostante i soccorsi tempestivi, le condizioni di Finco erano parse fin da subito disperate ed è morto in pochi minuti. L'ennesimo incidente mortale sulle strade della provincia poteva avere effetti ben più gravi. Fortunatamente in quel momento non stava passeggiando nessuno a piedi lungo il marciapiede. Alcuni testimoni però, sentendo il botto, hanno allertato subito i soccorsi. Andrea Finco aveva da poco compiuto 56 anni ed era titolare insieme al fratello di un'impresa di materiale elettrico. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione dell'auto incastrata contro il palo. Il sindaco di Borgo Veneto, Michele Sigolotto, ha effettuato un sopralluogo e questa mattina sono stati rimossi 2 pali dell'illuminazione, quello abbattuto e quello pericolante. Anche il marciapiede danneggiato dall'urto è stato messo in sicurezza. I vigili del fuoco stanno operando dalle 13:30 circa a Bergantino, in provincia di Rovigo, dove una colata di vetro fuso è uscita dal bacino di contenimento di un'azienda. Sul posto al momento dell'incidente non vi erano operai al lavoro. Sono intervenute le squadre del comando di Rovigo e di Verona con il supporto di un'autobotte coordinate dal funzionario di guardia. Al momento gli operatori stanno raffreddando l'area per evitare ulteriori danni all'attività. Così dunque a Bergantino nel Polesine. E noi ritorniamo nel Padovano per una polemica tutta politica con il circolo di Fratelli d'Italia di Cadone, che è finito nella bufera per aver ringraziato il Veneto Fronte Skinhead per il sostegno alla manifestazione sulle foibe. Si ringrazia Continuità Ideale e Veneto Fronte Skinheads per la collaborazione e per la presenza sempre preziosa. Così, con un post su Facebook, il circolo territoriale di Fratelli d'Italia di Cadonega ha pensato di esprimere gratitudine agli esponenti di 2 gruppi di estrema destra per aver partecipato e contribuito all'organizzazione della commemorazione istituzionale dei martiri delle foibe tenutasi in paese qualche giorno fa. Il commento social ha scatenato non poche polemiche, tanto da arrivare anche in Consiglio regionale, con la dura presa di posizione dei consiglieri del PD Andrea Zanoni e Vanessa Camani, che parlano di segnale lampante di un'intesa tra i militanti del partito di Giorgia Meloni e i 2 movimenti di estrema destra. Il circolo di Fratelli d'Italia ringrazia per la presenza e per aver partecipato e collaborato alla realizzazione dell'evento il gruppo neofascista, nazista, razzista di Veneto Fronte Skinheads e di Continuità Ideale. Si tratta di un fatto scandaloso, vergognoso, rispetto al quale ci aspettiamo una ferma presa di posizione del sindaco Schesaro e del circolo locale di Fratelli d'Italia. Rispetto a questi fatti ci dobbiamo ricordare che non bisogna mai abbassare la guardia rispetto alla tentazione di derive fasciste anche nel nostro paese. Il giorno del ricordo è fatto apposta per non dimenticare e noi non dimentichiamo cosa è accaduto in questo paese, in particolar modo durante il 20ennio fascista. La risposta del circolo di Fratelli d'Italia di Cadonega non è tardata ad arrivare, con la dichiarazione sempre su Facebook e attraverso Carlo Riccioni, responsabile del circolo locale. E chi ha partecipato su sua libera iniziativa, non è stato fatto alcun invito particolare o che hanno partecipato punto e basta chiunque avesse voluto partecipare. Noi abbiamo
visto quel giorno chi c'era effettivamente, punto e basta. Loro hanno partecipato in maniera composta, non hanno fatto nulla di male, c'erano le forze dell'ordine che sono state presenti per tutta la durata della manifestazione, non hanno registrato nulla di scandaloso o quant'altro, quindi è stato fatto tutto assolutamente nell'alveo della legalità e del rispetto dei valori democratici. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro. Ci tengo a precisare che ho preso atto solo in seguito della presenza tra il pubblico di alcuni esponenti appartenenti a movimenti che chi mi conosce sa bene non mi appartengano, ha detto Schiesaro. È noto il mio profondo rispetto verso tutti i caduti e le vittime di ogni guerra e martirio. Per questo ho deposto una corona a nome dell'amministrazione comunale, conclude il sindaco. Politica veneta che tra l'altro è già bella infiammata per la questione del terzo mandato. Giovedì si vota l'emendamento presentato dalla Lega in Commissione Affari Istituzionali alla Camera e sul tema è ritornato oggi lo stesso Presidente Zaia. Non sono io il problema, ha detto Zaia. Io mi sento benissimo, visto e considerato che è giusto, il Parlamento e la democrazia voteranno, decideranno. Il problema non sono io, a me spiace che qualcuno pensi che questo è un emendamento fatto per me, mi risulta che ci siano miei colleghi che hanno posto e pongono la questione quanto sottoscritto. Non sono io il problema, dice Luca Zaia, quando mancano pochi giorni alla discussione dell'emendamento leghista presentato alla Camera che consentirebbe il terzo mandato ai presidenti di regione. Emendamento salva Zaia, lo hanno bollato sia alleati che oppositori. In Veneto il copyright se lo contendono Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia, e Andrea Martella, segretario del Partito Democratico. Il diretto interessato però non ci sta. La verità è che l'interlocutore non sono i presidenti o i sindaci uscenti al secondo mandato, ma sono i cittadini che hanno diritto ad una risposta che sia concreta, coerente, in un paese nel quale le uniche due cariche elettive, ovvero il sindaco e il presidente di regione, sono le uniche due cariche che hanno il limite dei mandati. Ma non c'è solo il fattore Zaia per quanto dirimente. Elena Donazzana, assessore di lungo corso e Miss Preferenze, è data in corsa non solo per le europee di giugno, ma anche tra i possibili candidati meloniani alla presidenza del Veneto nel 2025. Se dovessi dare la risposta vera alla Venezia o Bruxelles, è che io Venezia me la porto nel cuore ovunque io vada, e con Venezia intendo il Veneto. Non so, non credo che questo sia né una preclusione né una promozione, è un passaggio, è una tappa. Insomma, una strada non esclude l'altra, con Donazzana che chiede lealtà a quegli alleati leghisti che stanno invocando lo strappo nel caso di un candidato governatore non leghista. In squadra ci stai sempre, ci stai quando sei una minoranza e alle volte ti aspetti che la tua maggioranza sia un pochino più benevola, un pochino più generosa nel farti stare in squadra, ma stai in squadra come siamo stati noi anche quando la Lega in Consiglio regionale non ci ha dato una presidenza di commissione. Siamo lì precisi, leali, no fedeli. Fedele è il cane, il mio cane è fedele. Leale è chi ti dice guarda magari io avrei fatto un'altra cosa. Una storia ci porta adesso a Verona, una storia che sta facendo letteralmente il Giro d'Italia. 15 minuti interminabili quelli passati a praticare il massaggio cardiaco a un 65enne svenuto a terra a causa di un infarto. Matteo Ridolfi, 14 anni, era in sella alla sua bicicletta per raggiungere gli amici al campo sportivo quando si è accorto che una signora stava chiamando disperatamente aiuto per il marito accasciato a terra. Matteo al telefono con il suo M118 ha eseguito le istruzioni di sanitari per eseguire il massaggio cardiaco nell'attesa dell'elisoccorso. Una lucidità che il ragazzo ha spiegato così: cercavo di pensare, pensate cosa ha detto, alla serie TV Doc, un atto eroico che in queste ore è stato sottolineato un po' da tutti, dalla sindaca di Colognola ai Colli al presidente della regione del Veneto Luca Zaia, che ha detto: Matteo ha dimostrato cosa significa non girarsi dall'altra parte. Così dunque questo 14enne di Verona, Matteo Ridolfi. E noi adesso parliamo di sanità. Questa mattina a Venezia è stato presentato il Forum Mondiale della Sanità che è in programma tra un mese a Padova. Come a Davos c'è il Forum Economico Mondiale dell'Economia, il Veneto si candida a diventare il Forum Mondiale della Sanità.
Va intesa in questo senso la prima edizione del World Health Forum che si terrà a Padova dal 20 al 23 marzo, presentata nella sede della regione di Palazzo Balbi a Venezia. Per 4 giorni, esperti, studiosi, addetti ai lavori di tutto il mondo si confronteranno sull'uso e sulle prospettive dell'impiego dell'intelligenza artificiale nell'assistenza sanitaria. L'intelligenza artificiale, ad esempio, oggi è già utilizzabile per le mammografie. In alcuni paesi del mondo utilizzano l'intelligenza artificiale per identificare le mammografie che sono sicuramente negative e quindi far concentrare l'essere umano solamente sulle mammografie che hanno una possibilità di positività. Diventare un punto di riferimento internazionale in ambito sanitario è un obiettivo ambizioso, ma certo alla portata di un territorio come il Veneto, che vanta una fitta rete imprenditoriale nel settore. Il Veneto da questo punto di vista non è secondo nessuno, in modo particolare nel settore delle biotecnologie, e basti pensare anche a alcune nuove frontiere che vengono portate avanti, per esempio dal professor Gerosa, quando sta pensando di lanciare la creazione di un nuovo cuore artificiale che sarà di peso molto inferiore a quelli che oggi esistono, anche di dimensioni più piccole, creando un minore impatto. È una voce importante anche della nostra quota export, perché se prendiamo in esame tutto il settore delle biotecnologie ci collochiamo più o meno al 4° posto in ordine del settore merceologico. Allo slogan di "Il futuro della salute si incontra in Veneto", il World Health Forum conta sul sostegno e sull'organizzazione di una decina di partner, dalla regione alla Camera di Commercio, dal Comune di Padova all'università. Noi abbiamo una fortuna incredibile, si chiama università. Sono molto orgoglioso. Pensate, 72.500 studenti quest'anno, 72.500, è una città per cui, ma una città veramente ogni anno aumentano, per cui vuol dire che Padova è riconosciuta, l'università di Padova è riconosciuta a livello mondiale, ma sono 12% di stranieri, per cui ha una PIL incredibile, sono molto orgoglioso di questo. Allora, un annuncio importante, poi lo svilupperemo nei telegiornali di Venezia e Treviso. A Jesolo, al via il 28 di febbraio, il tour italiano del direttore d'orchestra Diego Basso, che porta sul palco la grandissima musica dei Queen. Vi daremo tutti i dettagli nelle prossime edizioni. È tutto dal Veneto, c'è il meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Previsioni per mercoledì 21 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie e gradevoli, minime tra i 2 e i 6, massime sui 12-15. Sul Friuli Venezia Giulia è previsto bel tempo con tanto sole, il cielo sarà sereno o velato, non sono attese piogge, temperature minime tra i 4 e i 6, massimo sui 13-14. Sul Trentino Alto Adige ampio soleggiamento ovunque con ottima visibilità, temperature minime tra 1 e 4, massime sui 15-16. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.